Se hai domande durante la tua visita, non esitare a chiedere. Siamo all'interno di Corporea, siamo appena entrati qui a Città della Scienza e questi sono AFEL, robot umanoidi che guideranno i bambini, le persone, ovviamente anche con l'ausilio di altre persone, a conoscere Corporea. AFEL è uno dei 3 robot di Corporea, in particolare interagirà con i bambini. Ci proviamo anche noi. Andiamo a cuore. Sto per guidarti verso l'exhibit del cuore. È uno degli exhibit più affascinanti e offre tanti informazioni, contando circa 7500 litri di sangue. Vuoi sapere qualcosa di più specifico? No, grazie, va bene così per ora, AFEL. Complimenti. Sono felice di sapere che le informazioni ti sono state utili. Ormai è un dipendente fisso o anche no, insomma? Direi di no, assolutamente, anzi AFEL va ad integrare la nostra squadra museale e per rendere l'esperienza di visita al museo anche più, se vuoi, empatica, divertente. Ed effettivamente AFEL, se glielo chiedi, balla pure. Qui è la sede dell'innovazione, è il luogo dove si incontra l'innovazione e la scienza per generare conoscenza e divulgazione scientifica, che è la nostra missione. AFEL accompagnerà le famiglie, interazione uomo-macchina intelligente, che spiega come tutto questo sia un mezzo, non un fine, piegato a quelli che sono i bisogni di noi esseri umani. Lo fa attraverso gesti, attraverso sguardi, attraverso le luci, attraverso una voce. AFEL ha anche altre funzioni. In realtà questi robot vengono proprio utilizzati in campo medico per mantenere, insomma, un ambiente un po' più rilassante, scherzoso. Qui siamo nel Prisma Lab, dove i robot si studiano, si utilizzano, si sperimentano, dove interagiscono con l'uomo e dove c'è il professor siciliano, il papà della robotica, un luminare di livello internazionale che non disdegna anche di giocare con le sue macchine. Professore, AFEL segna in passaggio a una modalità anche sociale dell'utilizzo di queste macchine? Sicuramente. La nuova dimensione dei robot, tra cui anche i robot umanoidi, quadrupedi e così via, è quello di condividere le funzioni insieme agli esseri umani. Cioè il robot è destinato a diventare un compagno di vita, per cui non ci faremo più caso che un domani andiamo in un albergo, in un qualunque centro sociale, in una mall, in una shopping mall e andremo a interagire con un robot. Quindi diciamo che nei prossimi 10 anni è lecito aspettarsi una maggiore interazione ancora? Assolutamente sì, diciamo, la vera sfida è quello di dare un corpo all'intelligenza artificiale. Infatti si parla, in campo scientifico si parla del concetto di embodiment. Un bambino nei suoi primi mesi di vita, un neonato, interagisce prima di sviluppare la sua capacità intellettiva, di alzarsi in piedi e camminare, di imparare a parlare, di imparare a leggere, di imparare a scrivere. Per cui il robot che cosa offre? Offre la possibilità di andare a coniugare quella che è la realtà fisica, perché un robot umanoide deve essere in grado di muoversi in sicurezza in un ambiente. Professore, AFEL in realtà nasce per usi medici. Quali altri comparti sono quelli in cui in questo momento o anche prossimamente si può vedere un utilizzo di questa tipologia di robot? Qua in Campania sta venendo molto su il settore dell'agritech. Abbiamo dei progetti in cui utilizziamo dei robot quadrupedi in vigna per ridurre l'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti per avere un'agricoltura più pulita, o anche nella produzione animale, nella mungitura delle mucche, delle bufale. Poi c'è un altro grosso settore, alle mie spalle vedete ci sono dei droni che possono essere considerate delle macchine volanti. Questo robot che vedete ora che è appeso al soffitto è un robot utilizzato per fare operazioni di non destructive testing, cioè verificare l'integrezza delle strutture di cemento armato. Pensiamo a un viadotto, a un tunnel, oppure pensiamo alla tragedia del ponte Morandi a Genova 8 anni fa. Mi pare di capire che anche l'interazione con gli umani in qualche modo supera anche la questione etica di cui tanto... Assolutamente, assolutamente. Perché? Perché alla fine queste macchine andranno a coabitare i nostri spazi e quindi devono essere operabili in totale sicurezza e anche proprio come livello proprio di accettabilità, di gradevolezza di interagire con una macchina.